Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sul concetto di funzione, di grafico di funzione inversa. Quindi la definizione generale è abbastanza astratta, ma poi arriviamo a cose pratiche. Quindi in generale abbiamo un insieme A e un insieme B e una funzione f, una legge che ad ogni elemento di A mi associa un elemento di B. Prendiamo qui un x e gli associamo f di x. E quindi ad ogni elemento di A però associamo un solo elemento di B. Ma in che senso? Il senso in pratica è questo, che noi preso un x, f di x è un valore. Non è che per lo stesso x abbiamo due diversi f di x, questo è il concetto principale. Quindi questo che vediamo qui è una funzione, perché anche se questo elemento e questo elemento vanno entrambi in questo, va bene, basta che dato un elemento dell'insieme A, f di x sia un valore. Però questo disegnato così, adesso vediamo le caratteristiche funzioni, non è una funzione iniettiva, perché funzione iniettiva significa che elementi diversi vanno in elementi diversi. Qui abbiamo due elementi di A che vanno a finire nello stesso elemento di B, quindi diciamo che questa funzione non è iniettiva. Poi c'è un'altra caratteristica, funzioni surriettive. Funzione surriettiva significa semplicemente che abbiamo utilizzato tutti gli elementi di B, che nessuno è rimasto fuori. E se una funzione è iniettiva e anche surriettiva, diciamo che è biettiva. Ma in pratica cosa significa che una funzione è biettiva? Che gli elementi sono associati a coppie. Ogni elemento di A qui ha un solo elemento di B e viceversa, solo uno di qua sono associati uno con uno e quindi capite sono associati ognuno al suo altro elemento di una coppia. Allora cosa succede? Che io volendo potrei invertire le frecce se abbiamo una funzione biettiva, cioè definire una nuova funzione con le frecce invertite che parte da B e va in A, e quella sarebbe la funzione inversa. Quindi possiamo fare la funzione inversa di una funzione biettiva. Allora, questa in generale, poi in pratica a scuola si studiano di solito le funzioni dai numeri reali nei numeri reali, funzioni che partono da R a R, quelli sono insiemi A e B, però non per forza tutto R, si può prendere anche un sottoinsieme di R. Allora, torniamo proprio alla definizione di funzione, che come vi ho detto, dato un x, f di x è un valore. Noi possiamo disegnare grafici e funzioni, però vediamo che questo non è il grafico di una funzione. Perché? Perché se questo fosse il grafico di una funzione, prendendo un valore di x che sta qua, quanto è f di x? Questo valore, questo valore, questo valore. Avrebbe addirittura tre valori di f di x, comunque non può averne neanche due. Questo non rappresenta un grafico di una funzione. Ok, adesso vediamo una funzione f di x è x al quadrato e la prendiamo definita da R in R. Allora, se voi fate disegno, calcolate dei punti, vedrete che ha questa forma qui, la funzione x al quadrato. Beh, ci accorgiamo subito di una cosa, f di 2 è uguale a f di meno 2 che è 4, perché se la funzione mi dice metti al quadrato, se io prendo meno 2 al quadrato mi dà 4, 2 al quadrato mi dà 4. Significa che presi due elementi del primo insieme, gli abbiamo associato lo stesso elemento del secondo insieme. E quindi questo semplicemente sì che è una funzione, però non è una funzione iniettiva. Questa, messa così, non è una funzione iniettiva, perché in una funzione iniettiva elementi diversi vanno in elementi diversi, invece qua abbiamo due elementi, ad esempio meno 2 e 2, che vanno a finire nello stesso elemento, che è 4. Però, attenzione, il fatto di essere iniettiva, surrettiva, dipende dagli insiemi di partenza e di arrivo, perché noi volendo possiamo andare a restringere una funzione, diciamo andiamo a restringere il dominio, invece di prendere che parte da R, possiamo fare che la funzione parte da R+, i reali positivi. Quindi noi come primo insieme consideriamo solo i numeri reali positivi. E allora quindi abbiamo solo questo pezzo di grafico. Allora così adesso la funzione diventa iniettiva, perché non succede più quella cosa, perché questi valori proprio non li calcoliamo, noi calcoliamo la funzione solo da 0 in poi. Allora, però, messa così, questa funzione non è surriettiva, perché nell'insieme di arrivo abbiamo elementi non utilizzati, ad esempio qui tutti i valori negativi, perché noi calcolando, prendendo tutti questi valori e calcolando i quadrati, troveremo sempre
valori positivi, ma nel secondo insieme non troveremo mai un valore negativo. Quindi tutti questi elementi, in pratica il secondo insieme corrisponde con l'asse y, no? Se non avete capito. Questi elementi non vanno toccati, quindi definita così questa funzione sì è iniettiva, però non è surriettiva, sì, non è surriettiva. Però noi possiamo fare un altro restringimento, prendere la stessa funzione x al quadrato, diciamo con la stessa legge, prenderla dai reali positivi nei reali positivi. E allora adesso sì che diventa biettiva. Il grafico è sempre questo, solo che come secondo insieme prendiamo solo i reali positivi. Questa diventa biettiva. E allora possiamo trovare l'inversa, che adesso sarà questa. Allora, un attimo, qui abbiamo solo questo ramo, la sua inversa sarà questa. Ma perché adesso abbiamo un altro ramo? Vediamo come si trova in pratica dall'espressione, come si trova l'inversa. Allora, f di x lo scriviamo come y, perché tanto i valori di fx vengono messi sull'asse y, quindi questo scriviamo y e x al quadrato. E per trovare l'inversa facciamo la trasformazione che scambia x con y, proprio scambiamo le lettere. Questo diventa x e questo diventa y, quindi x uguale y al quadrato. Beh, dobbiamo trovare y da qua. Beh, cosa facciamo? La radice quadrata a entrambi i membri, al lato sinistro e al lato destro, e quindi troviamo y più o meno radice di x. Questo più o meno significa che qua abbiamo trovato due funzioni in realtà. La funzione che sarebbe esattamente l'inversa di questa è questa, solo questo ramo, f di x è radice quadrata di x. Questa sarebbe un'altra funzione, f di x è meno radice quadrata di x. Però questa potete adesso per il momento ignorarla, cioè l'inversa di questa funzione è solo questa funzione, solo questo ramo. Poi possiamo vedere un altro esempio di funzione, una funzione che prendiamo dai numeri reali nei reali positivi, che è 2 elevato alla x, che se andate a calcolare dei punti, vedrete che ha questa forma, e la sua inversa è questa, e questa si invertono gli semi a e b, no? Parte dai reali positivi nei reali. E questa funzione, la sua inversa, è logaritmo in base 2 di x. Sì, comunque cosa significa in pratica funzione inversa? Significa che se io prendo un elemento, gli associo lo calcolo secondo una funzione e poi quello che ho trovato lo calcolo con la funzione inversa, trovo l'elemento di partenza. Questo significa inversa. Comunque facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qua. Allora qua invece scrive f di x, scriviamo y è uguale a x, scambiamo y con x. Questo significa cercare la funzione inversa. Qua scrivo x, qua scrivo y, x è uguale a y, mi interessa trovare y, faccio entrambi i membri, lato sinistro e lato destro, il logaritmo in base 2, logaritmo in base 2 di x, qua logaritmo in base 2 di 2 alla y e y, quindi y logaritmo in base 2 di x, quindi la funzione è logaritmo in base 2 di x, infatti come avevo scritto. Questa è la sua inversa. Va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.